Signore e signori, tra pochi minuti il Presidente parlerà alla Nazione. Cari cittadini, oggi sono qui a parlarvi con umiltà, grato per la fiducia che mi avete accordato. Cari cittadini, è successo diversi mesi fa e a un certo punto mi è sembrato di accorgermi, in quei mesi difficili, che c'erano dei pezzi del nostro mondo, pezzi che io conoscevo bene, Sono convinto che la politica possa recuperare il suo posto fondamentale e insostituibile. Il rinnovamento italiano non può che essere una questione. Il rinnovamento italiano non può che una questione estetica. Io prevedo di tagliare l'adito budgetario con un coltello bello grosso. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica per questo motivo. Cittadini, il mio programma ha bisogno di un ulteriore sforzo. Si levi da dietro! Scusate l'emozione, volevo dire che dal male può nascere un bene. E questo sì, amici, questo sì, colleghi, dal male può nascere un bene. Siamo d'accordo sul graduale disarmo e scioglimento della NATO. Si contenga! Si levi da dietro! L'Italia ha le più basse retribuzioni salariali, di stipendi e di pensioni di Europa. Perché è successo? Lo faccio per senso dello Stato. L'Italia è il paese che amo. Io non so se io sono un attore, un costruttore o ne sono una conseguenza. Il movimento politico che vi propongo si chiama... E credo che fosse ancora una prova. Io non vi chiedo una fiducia cieca. A tutti chiediamo una fiducia non cieca, una fiducia vigilante. All'attacco! Fuori dalle trincee! All'attacco! E così! Aspetti di emergenza, ma che l'Italia può superare. Grazie a tutti. Non c'è neanche un poliziotto qui! Chi è questo? Ho la libertà di non rispondere. Io vi chiedo scusa, ma devo interrompere. Mi piace battere il record, sì. Vi chiedo scusa e rinnovamento. Io lo sono. Io vi chiedo scusa, ma purtroppo l'intossicazione